Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Shogun 2 Total War. Come potete vedere, questa è una battaglia 2 contro 2 all'interno di questa mappa chiamata Caldera, una mappa abbastanza semplice, comunque è uno scenario abbastanza bello da vedere, quindi esteticamente piacevole. Le alleanze, come potete vedere, sono composte da Abu Shadow, ovvero Erdwar Van Helgen, successivamente Yellow Black e Princeps. Adesso, appena entreremo all'interno della partita, inizieremo quindi la descrizione degli eserciti. È davvero una battaglia molto bella dove abbiamo colto un'importante vittoria e ovviamente dedicata al gioco di squadra. Bene, vediamo un po' se possiamo entrare all'interno del campo di battaglia. Ok, eccoci qui all'interno del campo di battaglia. Come potete vedere, ecco la nostra mappa dal vivo. Allora, ci sono presenti due doji, un dojo bottega che aumenta l'armatura e difesa corpo a corpo di tutte le unità, e un dojo santuario che aumenta il morale di tutte le unità. Allora, diamo un'occhiata al mio esercito. Il mio esercito, come potete vedere, è composto da due unità di cavallerie, una cavalleria, anzi entrambe cavallerie di monaci guerrieri con naginata. Successivamente possiamo ritrovare due unità di arcieri, due unità di monaci guerrieri con arco livello 9. A coprirli possiamo ritrovare tre unità di Ashigaru Koyari e ovviamente le 6 unità di samurai con katana. Queste unità di samurai con katana sono delle unità di samurai con katana non molto abili, perché ci sono anche delle riserve presenti. Comunque ho presenti anche gli razziatori Wako, che sono molto utili perché riescono a mimetizzarsi all'interno dell'ambiente circostante. Invece, dando un'occhiata un po' all'esercito di Shadow, notiamo gli ausiliari con naginata sulla parte destra dell'esercito, in prima linea gli Ashigaru Koyari, successivamente samurai con moschetto a miccia, due unità, come potete vedere sono nuove reclute, e successivamente notiamo gli Ombra di Tenebra, che sono i monaci guerrieri con arco, e seguiti da tutta la colonna centrale dell'esercito, ovvero i samurai con katana, che praticamente vanno a occupare 5 unità, anzi no, 6 unità di samurai con katana. La cavalleria di Shadow invece è composta, praticamente sono due unità di monaci guerrieri con naginata. Ok, vediamo un po'. Ovviamente sono seguiti dai rispettivi generali. Adesso io mi sto avviando in avanti per conquistare ovviamente la bottega, ma visto che il nemico verde, che poi successivamente andremo a riconoscere gli eserciti appena avverrà una sorta di scontro, si sta avvicinando verso il nemico bianco, Shadow sta venendo verso il mio frontone per darmi un po' una mano. Intanto vediamo un po' le cavallerie nemiche. Sono due grandi guardie, rispettivamente semplici, quindi sono delle nuove reclute che si stanno avvicinando verso le mie cavallerie. Successivamente possiamo notare il nemico bianco che adesso si sta un po' spostando. Notiamo dei moschetti a miccia, dei samurai con moschetto, per lo più due unità, seguiti da delle unità di samurai con nodaki, con nodaki abbastanza occupati, ovvero potenziati, bonus nella carica 44, sono davvero devastanti nella carica, seguito anche da monaci guerrieri con naginata, due unità, e il generale. Ovviamente possiamo notare anche la cavalleria del nemico verde che si sta avvicinando. Ci sono delle grandi guardie, ma anche della cavalleria con monaci guerrieri con naginata, che stanno per essere bersagliati dai miei monaci guerrieri con arco. Ok, mando avanti i samurai con naginata. Scusate, disponevo anche dei samurai con naginata, non sono riuscito a intravederli, quindi mandando indietro gli arcieri porto avanti i samurai con naginata per intimidire il nemico. Intanto qui è avvenuto lo scontro tra le mie cavallerie e i miei Ashigaru Koyari, che sono riuscito a portare dalla prima linea sul frontone destro. Adesso porto anche gli ausiliari con naginata che stavano aspettando nel retro dell'esercito, quindi venivano utilizzati come una sorta di difesa per gli arcieri. Li faccio scontrare con la grande guardia, quindi un po' un metodo per tenerla occupata e quindi non lasciare che si sfoghi all'interno quindi del mio esercito. Intanto, come potete vedere, le mie unità sono riuscite
riuscite a far fuori diverse unità delle cavallerie della Grande Guardia, perché come potete vedere i miei monaci Zen e l'altra unità di cavalleria, seguiti dagli Ashikaru Goyari, si stanno comportando più che bene. Adesso il nemico avanza quindi con il suo esercito e quindi manda avanti anche i samurai con katana, quindi per far avvenire lo scontro. Intanto potete vedere che le cavallerie nemiche sono in svantaggio perché si stanno scontrando con due mie cavallerie di monaci guerrieri con naginata e degli ausiliari con naginata a terra. Intanto una cavalleria Grande Guardia colpisce il generale di Shadow, e quindi il generale prima di morire potete vedere che attiva la modalità chiamata raccolta e quindi riesce a incitare le unità prima che muoia, ma intanto Shadow, come potete vedere, sta inviando degli Ashikaru Goyari in aiuto al suo generale. Intanto i miei uomini sono stati colpiti dalle frecce fischianti che diminuiscono l'attacco corpo a corpo momentaneamente, ma anche la difesa corpo a corpo, e sta avvenendo una sorta di urlo di massa perché i monaci guerrieri con naginata sono dotati di un'abilità denominata urlo, che praticamente diminuisce il morale alle unità in cui va incontro. Come potete vedere adesso il nemico sta mandando avanti il suo generale perché le cavallerie di Shadow, le cavallerie di monaci che si trovavano sul frontone sinistro, stanno andando avanti e sono riusciti a colpirlo alle retrovie. Intanto i miei arcieri continuano a scagliare frecce al di sopra dei samurai con moschetto a miccia, anzi no, li stanno toccando al di sopra del generale, e infatti è riuscito già a perdere un uomo. Intanto sul frontone sinistro sono riuscito a vincere il nemico e adesso i miei uomini si stanno impegnando ad aiutare il nemico, aiutare Shadow a sconfiggere il nemico verde. Vediamo un po', ok, sul frontone sinistro quindi siamo riusciti a cogliere una vittoria, quindi Shadow attaccando dalle retrovie con la sua cavalleria è riuscito a cogliere un importante effetto di demoralizzazione nei riguardi delle unità nemiche. Intanto il mio generale è stato messo infine alla morte per aumentare l'attacco corpo a corpo a tutte le mie unità, e come potete vedere adesso le mie unità con katana si scontrano con le altre unità di monaci guerrieri con naginata nemiche. Ok, sto mandando anche gli ausiliari con naginata che mi sono rimasti perché ormai le cavallerie non sono più presenti, quindi per intrattenere un attimo il nemico, quindi per riorganizzare l'esercito e far un attimo spostare le unità dal frontone sinistro al frontone destro. Ok, come potete vedere adesso le unità di Shadow, ovvero i samurai con moschetti a miccia, stanno facendo fuoco sugli altri samurai, anche aiutati dalla cavalleria all'alba della notte, la cavalleria di monaci guerrieri con naginata. E come potete vedere adesso siamo riusciti a cogliere un'importante vittoria all'interno di questa nuova partita perché come potete vedere i nemici sono usciti dall'interno della partita. Comunque una vittoria molto importante che siamo riusciti a cogliere anche grazie a un ottimo gioco di squadra. Qui è tutto da Edward Van Helgen, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.